Sono contento che ti piace tanto la PlayStation che mi regala mia nonna con i suoi risparmi. Magari facciamo anche una partita insieme. Guarda, quando vuoi, io gioco, tu ti mi guardi. Ok. Semplice. Ma non era anche per fare qualcosa insieme, conoscersi un po' meglio, approfondire la nostra amicizia, la nostra coinquilinità. Bravo, sciolto così, coinquilinità, molto semplice. Ma sapere un po' di più l'uno dell'altro, magari anche Un sacco di robe che non mi interessa, ma che comunque se non vuoi ci dirmi lo siamo stesso, mai allora, detti, tipo, sarà non un so se motivo? ti avevo detto, No. da piccolo sono stato più dai UFI. Questa voglio sentirne a tutta. Cioè, ti sei stata più da UFI. Un UFO, Un UFO. un UFO. Gli ha tanti UFI. Uno sarà sta casa, un UFO in casa mia, Un UFO? Sì. Quando? Mi ha detto mia mamma, e mi ero piccolo non mi ricordo, ha detto che era una giornata caldissima d'estate. Allora che c'era AFA. Era che che UFO. Io tutti due. Cioè, era un gruppo di UFI, un UFO. Si veniva a Una casa giornata mia. di AFA, si veniva a casa tua. Mi era fuori di giocare a Bayonne, mia mamma di stendere la roba e un UFO mi era proprio aspirato, mi era tirato su e mia mamma non sapevo cosa ha fatto, no. chi ci ha messo? Certo. Pompieri, la polizia, No, chi i ci ha messo? pompieri. Non ti credi neanche? Ma neanche a Però un UFO ha preso il mio figlio. Una giornata di AFA, un UFO a Giappone. Tua mamma mi avrà detto che c'era un gruppo di UFI, ma uno solo UFO. Non ti credi? Stati che era uffa, signora, mi sta. ti credi? Certo, e quindi. E so che ora mia mamma senza chiamare aiuti temerari a guardare in alto e che attraversa intorno e mi dice ha detto e adesso? E io praticamente gli ho detto se vuole rivedere suo figlio le dobbiamo prendere un pezzettino del cervello. Sì, a fare i suoi esperimenti, se o sviluppare altri macci in altri pianeti. Sto gruppo di UFI, dopo che ti aspirava un UFO una giornata di AFA. Io ho detto si tocca il cervello per ridarmi in Dio a mia mamma. Mia mamma si sta un po' indecisa. Immagino. Però dopo che ho detto ok! Era distante. Sì, UFI. Ma i ragazzi sentiva. E l'hanno fatto. E si è tolto un tocchettino del cervello, pare. E se non mi ricordo che l'episodio, però secondo me è vero perché ogni tanto mi capita, cioè nel senso che le persone si è accorto che a volte può sembrare un po' strano. È l'unica spiegazione. Davvero? No! Aspetta, guarda, aspetta un attimo. Sì, aspetta. Sì. Sì, anche la VAR conferma chi si mona More, ma se viene UFO in cerca di vite intelligenti, ti trova a te. Vuoi deludermi?